Benvenuto su al tubo. Un di Davide, ti fas dormire une domande. Sasto ce mut ca son conservați u di drag? Us di drag. Io, par di el ver, mai sintu se viodus. Ma come tu mi asticiade proprio della curiosità. E allora, ce muzzi conservino? Da ur di leggende, ius avenin conservats des boris in piadis, o anche dentri dai vulcans. Oh, hai capito? L'importante, insomma, è che il puest al sedi piuttosto al dut. O calcoli che un spazio adatto al vares di sei piuttosto grandut, no mo? Just, pal poster di UE o sina gardischie, parce che il chistelco fevelin al podares plata un segret. Fammi indovinare. Gradisca custodisce delle uova nel castello. Raf, ma prima di fatti vio di ius o zantares une torrete chisore. Par dal poster una profondità miglior. Pense che il primo documento che al fevele di Gardisce è dal 1176, ma le facile che chi e vives già in teete romane, par via dalla sua posizione un'evore strategiche. E proprio per questo motivo, te seconda metà del 1400, i veneziani hanno deciso di fare su una fortecce. La struttura aveva forme pentagonali e tutta tora a tor un fossale, alimentato dall'Usinc e dal canale de Roe. Lis murais erano stramezzati di 7 torrettis, ue o podin ammirare anche mosis. Molto interessante. Ecco, ora vorrei ritoccare il prato. Mi piacerebbe che fosse più irregolare, quindi ci metto quest'albero qua, che bilancerà meglio l'immagine. Chi di fatto o sin fur dal cistiel e pensa che in questo caso, con la costruzione dall'edifici, si voleva contrastare gli scorsadis dai turcs. Dal 1499 han derivas 10.000 dut un colp e han fatto un fisco a tor per tanti paesi furlans. Ustie, allora mi sa che è il momento di plataches ups. Avevi pensato che dentro che mi somè un quest grand e misterioso. A proposito di misterioso, sapevi tu che dal 1500 di queste bandes è stato chiamato Leonardo da Vinci per una missione segreta che coinvolgeva Gardisce? Spiete, Leonardo da Vinci, proprio lui. Non sta dimmi, c'è onore. Eh sì, Leonardo era stato chiamato per fortificare una schiera di difesi un po' più lontane dal cistiel, per fermare prim gli scorsadis dai turcs. Sunt un lat aveva che di realizzare una linea di difese culinagamente programmate zone, lì che il Vipau all'entra dall'Usinc, 5 km prim di Gardisce. Pensa tu c'è proiet. Ma troppo costavi al fa su tutte che robe. Ma se, di fatto, dal 1500 il progetto è stato abbandonato, proprio pal costo spropositato. Ma occhio che Gardisce e la sua fortecce hanno continuato a avere una storia vivarosa. Prima dal 1508, passando sotto dal dominio asburgic, e poi, circa un secolo più tardi, diventando per 70 anni un stato sovrano. Una contee pare si precise, tant che risultato de famose guerre di Gardisce fra austriacs e venezians. Wow Fabio, bielo non? Come? Però ti confessi che non chialerai mai più Gardisce in tale stesse maniere? Devo ammettere che stavolta gradisca è proprio magica, sì. Intanto, us invidi a fracal polear sotto di questo video. E iscriviti al canale per non perdi i prossimi videos. Mandi. Mandi.